La situazione è tragicamente divertente perché scorgendo le offerte di lavoro della provincia di Chieti per il centro per l'impiego, quelle rivolte prettamente ai disabili, scorgiamo posti di lavoro per gruista, minatore, operatore di fabbriche per esplosivi. È vero che questo tipo di realtà non dipende dalla provincia direttamente, ma è anche vero che la legge detta delle regole ben precise. E questo è il commento di Simona Petaccia, presidente dell'associazione Diritti Diretti Onlus, l'indomani dalla diffusione di un servizio di denuncia del TG1 relativo alle offerte di lavoro riservate ai disabili del centro per l'impiego della provincia di Chieti. Nel mirino del TG della rete ammiraglia della RAI, la lista degli annunci di lavoro pubblicata dall'ente chietino riservata ai diversamente abili, dove è possibile trovare lavori manuali, a volte anche pesanti, dall'installatore di impianti elettrici al saldatore ad alta pressione al gruista. Il problema, secondo la Petaccia, risiede nella legge stessa e nel concetto di disabile che vi sottende. Le ditte non possono offrire qualsiasi lavoro, ma devono essere fatte delle cernite rispetto alle offerte di lavoro, dato che le imprese usufruiscono di sgravi fiscali notevoli per assunzioni di questo tipo. Quindi questi sgravi fiscali vengono pagati da tutta la comunità ed è la provincia che deve fare questo tipo di selezione. Anche il presidente della provincia, Enrico Di Giuseppe Antonio, ha parlato di carenza legislativa. A mio giudizio c'è una carenza legislativa che non consente una verifica stringente da parte degli uffici del lavoro delle province italiane. Che cosa devo aggiungere? Che sicuramente dobbiamo tutti quanti cercare con massimo rigore di verificare l'applicazione di questa legge, perché le persone meno abili possono avere una giusta occupazione. Ne va, a mio giudizio, soprattutto della civiltà del nostro Paese.